È incredibile in Serie A. Il Napoli è interessato. Potrebbe essere l'allenatore del futuro. Ciao napoletani, Elsa qui di nuovo. Se ami il Napoli con tutto il cuore, premi il pulsante mi piace e iscriviti a questo canale ora per rimanere sempre aggiornato sulle notizie del Napoli. Andiamo al video. L'inizio di stagione del Napoli non è stato dei migliori. Se Garcia non convincerà il club, avranno scelto l'allenatore per la prossima stagione. Con la vittoria nell'ultima partita di Serie A, il Napoli torna sulla retta via dopo un periodo non molto brillante in termini di risultati, a parte la vittoria contro il Braga. E prestazioni. La vittoria per 4-1 contro l'Udinese, nella sesta giornata del campionato, ha restituito fiducia a un Napoli che di recente sembrava monotono. Osimhen ha ripreso a segnare dopo 3 partite a secco, così come Kvaratskhelia, che non segnava da marzo scorso. Oltre alla vittoria, è riemerso anche il gioco che mancava nelle ultime partite. Gli azzurri hanno costantemente dominato il campo. Quindi questa partita avrebbe potuto essere molto più rotonda di quanto sia stata. Tuttavia, c'è il timore che la partita sia stata un'oasi nel deserto. Abbiamo bisogno di continuità nel prossimo test contro il Lecce, nel Salento. Corriamo il rischio di vedere un Napoli lontano dalla lotta per il campionato, con molti problemi. Quindi stiamo già pensando a un possibile sostituto per la prossima stagione che prenderebbe il posto del francese Garcia, in caso di insuccesso. L'idea più calda viene da Sassuolo con Dionisi. Dionisi affascina la Serie A. Roma e Napoli ci stanno pensando. Come riportato dal giornale torinese Tutto Sport, l'allenatore del Sassuolo che sta impressionando il campionato italiano, Alessio Dionisi, è corteggiato dalla Roma e dal Napoli. Dopo un inizio poco emozionante, i neroverdi si sono ripresi accumulando risultati e 2 vittorie di prestigio nelle ultime 2 partite, con vittorie casalinghe a Reggio Emilia contro la Juventus per 4-2 e a Milano contro l'Inter, con un rovesciamento del risultato da 1-2. Dionisi, che aveva già ottenuto buoni risultati in Emilia l'anno scorso, si conferma come un eccellente allenatore per il futuro. Con i recenti risultati negativi, la Roma è particolarmente interessata ai risultati dell'allenatore dei neroverdi, dati i pessimi risultati ottenuti da Mourinho e, soprattutto, considerando che il suo contratto scade quest'anno e non si è ancora parlato di rinnovo. Per quanto riguarda il Napoli, la situazione è diversa. L'allenatore Garcia non sta giocando molto bene, ma gli azzurri sono a 4 punti dalla prima posizione. Hanno vinto la prima partita in Champions League e l'ultima partita di campionato sembra aver riportato gioia in tutto il team e nell'ambiente. Tuttavia, gli azzurri continueranno sicuramente a monitorare l'evoluzione dell'allenatore Dionisi, che potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli in caso di insuccesso da parte di Garcia nella prima stagione. Diteci, tifosi del Napoli, è ora di cambiare allenatore o no? Vogliamo conoscere la vostra opinione nei commenti, perché è molto importante per il nostro club del cuore. Forza Napoli!